Vai Samu! Amore, perché ti piace venire a rugby? È divertente perché si corre tanto. La corsa con il pallone ovale, la mischia, la meta da raggiungere, il senso di far parte di una squadra, la voglia di superare tutti gli ostacoli, anche e soprattutto in un periodo non facile come questo. A Mogliano, Stadio Quaggia, la seconda delle 4 tappe del progetto Rugby per Tutti, nato dall'alleanza tra il Comitato Veneto della Federazione Italiana Rugby e Alperia SPA. In campo, Mogliano Rugby, Petrarca Padova e Rugby Paese, 140 piccoli atleti impegnati tra Under 13 e Under 5. In questo periodo, diciamo così, di costrizione e limitazione della possibilità di vivere insieme, ha avuto un certo incremento in tutto il Veneto, tutte le società ci hanno riportato questo incremento grazie al fatto che il nostro sport si pratica all'aperto, diciamo, ha determinate condizionalità che ne permettono lo svolgimento, ne hanno permesso lo svolgimento anche nei periodi, diciamo, più complicati invece per le altre attività. Festa del rugby con un obiettivo preciso. Valorizzare il concetto di inclusione e sostenibilità che sono propri del nostro sport, e quindi un sport a contatto con la natura che ha molti concetti di rispetto dell'altro, rispetto dell'ambiente, rispetto delle regole, e quindi avere una visione comune per dare le condizioni ai ragazzi di vivere dei concetti che possono essere formativi anche sul piano umano. Prossima tappa, Vicenza, il 5 dicembre. Papà e mamme felici, i bimbi ancora di più. Si crea uno spirito di gruppo che poi sarà utile per tutto il resto della loro vita, sicuramente. E il campo del rugby è veramente di insegnamento per questo. E adesso cosa vai a fare? Adesso vado a casa a farmi la doccia.